A Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale, sfilano gli atleti veneti che hanno partecipato ai Giochi europei per trapiantati dello scorso giugno. Ben 14 impegnati in varie discipline, molti dei quali sono tornati a casa con una medaglia. Una pattuglia molto numerosa non per caso, visto che il Veneto è una delle regioni dove si dona di più, quasi 300.000 le volontà di donazione contate a fine 2017, e anche dove si trapianta di più, con il centro trapianti di Padova come polo d'avanguardia. Abbiamo visto atleti trapiantati da 10-15 anni con le medaglie appese al collo, ma non hanno vinto gare di scacchi o di dama dove si fa poca attività fisica. Questi fanno i 1500 metri, fanno corsa campestre, fanno maratone, fanno di tutto, per cui è un bel segnale, vuol dire una sanità che funziona e soprattutto è un plauso ai tanti che hanno donato organi. Il futuro però non è solo nella donazione, ma anche nella ricerca che potrebbe dare una risposta ai molti pazienti ancora in lista d'attesa. Cioè non c'è un numero di cuori sufficienti per le necessità richieste dai pazienti che hanno sviluppato un'insufficienza cardiaca terminale. E qui entra in gioco allora la ricerca. C'è un grosso progetto finanziato a Reggio Veneto, in questo ringrazio il Presidente Zai e la Giunta regionale, che hanno finanziato Life Lab, che è un progetto di ricerca estremamente ambizioso che, partendo dalle tecniche di medicina rigenerativa, dalle tecniche di decellularizzazione, vorrebbe mettere a punto, partendo da tessuti umani o animali, decellularizzandoli, vorrebbe mettere a punto organi e tessuti che possono essere poi, come dire, ripopolati dalle cellule del potenziale ricevente.